Se davvero l'NCD non sarà ben accetto nell'alleanza con la Lega, che invece si terrà stretta a Forza Italia, potrebbe configurarsi uno scenario completamente diverso, quello di un partito che porta scritta la parola centrodestra nella sua denominazione, ma che si unisce in matrimonio elettorale con quel partito democratico che rimane leader del centro-sinistra. Se la Syriza di Tsipras si allea con gli indipendentisti ellenici di Anel, questa, dai toni decisamente più moderati, non sarebbe che una passeggiata. In realtà NCD e PD si osservano guardinghi. Se su questa posizione anche l'NCD, il centrodestra, fa un bagno di umiltà e soprattutto vuole veramente riformare questa nostra regione, ecco, noi siamo quella cosa lì. I democratici sono già impegnati con un programma che Alessandra Moretti sta portando in giro per il Veneto, ma nessuno vieta a nessuno di aderire a quel programma. Siamo naturalmente aperti ad alleanze anche con l'NCD qualora ci fossero le condizioni dal punto di vista programmatico per trovare un'intesa che non badi agli interessi dell'NCD e tantomeno della Lega, ma che badi agli interessi del Veneto. Noi siamo, credo, dalla parte giusta per dare un'alternativa vera al Veneto. Tutti quelli che ci stanno rispetto a questo percorso possono tranquillamente aderirvi. L'interesse del Veneto e dei veneti, insomma, quello stesso elemento chiave che potrebbe però nei prossimi mesi riportare la Lega a più miti consigli nei confronti dei suoi fedeli alleati di sempre.